Alleluia, che bello rendersi conto che tutto è nelle sue mani. Alleluia, è bello veramente trovarci qui nella casa del Signore dopo tanto tempo. Sono le partite, dove è stata male, se è stata male. Mia mamma, mia suocera è stata male, insomma. Ma gloria a Dio, dopo tutto siamo qui. Siamo il Signore. E questa mattina ho in cuore di parlarvi proprio del dolore e del conforto. Vogliamo leggere la parola di Dio nel libro delle Lamentazioni. Leggeremo, magari non tutto, a saltare il capitolo 3. Lamentazioni capitolo 3, ma lo leggeremo a saltare perché è lungo. Alleluia, sono 66 versi. Vi farò leggere qualche verso a saltare, che è proprio i nuovi versi principali che ci interessano, gloria a Dio. Lamentazioni capitolo 3, leggeremo il primo verso già. Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Andiamo al versetto 18. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nell'Eterno. Versetto 19, 20 e 21, e poi continueremo, dice così: ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio e del veleno. La mia anima se ne ricorda sempre ed è abbattuta dentro di me. Questo voglio richiamare alla mente, per questo voglio sperare. È una grazia dell'Eterno, che non siamo stati interamente distrutti. Le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. L'Eterno è la mia parte, dico, perciò spererò in Lui. Amen. Amen. L'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui, con l'anima che lo cerca. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Versetto 31. Poiché il Signore non respinge per sempre, ma se affligge ha pure compassione, secondo la sua grande bontà, poiché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli degli uomini. Versetto 40. Esaminiamo le nostre vie, scrutiamole e torniamo all'Eterno. Eleviamo il nostro cuore insieme alle nostre mani a Dio nei cieli. Amen. Versetto 55. Io ho invocato il tuo nome, o Eterno, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non nascondere il tuo orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato. Tu hai detto, non temere. Amen. 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 Qui la lettura della parola del Signore credo siano versi chiavi per far comprendere ciò che ancora il Signore vuole dirci questa mattina. La vita è fatta anche di dolori, ma nel dolore possiamo trovare il conforto perfetto in Cristo Gesù, il nostro Signore. Amen. E
il libro delle Lamentazioni, probabilmente scritto dal profeta Geremia, e come dice il nome, lamentazioni, sono lamentazioni del profeta, di questo uomo di Dio che soffre. Un uomo di Dio che soffre. Alleluia. Chi ha detto che gli uomini di Dio, le donne di Dio, i credenti non possano soffrire? Chi lo ha detto? Possiamo soffrire, sapete? Ma possiamo sicuramente contare sulla consolazione, amen, Amen. dello Spirito Santo, Amen. il consolatore per eccellenza. Alleluia, Gesù. Alleluia. Il ministero del profeta Geremia è particolare. Alleluia, Gesù. Si trova a dover dare una parola non buona Alleluia. al popolo di Israele, che in quanto parola non buona, che non promette da parte di Dio benedizioni, non viene accettata. E non viene accettata la parola di Dio e non viene accettato neanche il profeta come profeta. Lo mettono in carcere, lo mettono in una cisterna, lo fanno soffrire, lo fanno patire di tutti i colori, però quella parola si avvera. La parola che Dio ha dato al profeta si avvera. E Dio dice questo: dato che vi siete allontanati dalle mie vie, io ho deciso che una potenza straniera verrà qui e vi conquisterà. Questa era la parola. Non fu creduto. Non è possibile. Tu dici una parola che non è da Dio. E c'erano altri profeti che dicevano: non è vero, Dio dice invece che ci benedirà. Falsi profeti, no? Anche oggi, sapete, ci sono falsi profeti. Purtroppo quello che ascoltiamo non tutto viene dalla parola di Dio, non tutto è parola di Dio, e Dio ci dia discernimento. Amen. Dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo, Amen. perché noi vogliamo ascoltare la parola che viene dal cielo. Amen. Amen. Alleluia. Il profeta soffre per il popolo, soffre per quello che Dio decide per il popolo. Si diceva prima grazie, vero? Per Dio, a Dio, per le prove. Quando Dio permette una prova, perché ci insegna. E Dio voleva insegnare in quel momento al suo popolo che Dio va rispettato, Amen. va preso sul serio. Amen. Dio desidera solo una cosa: essere onorato e rispettato. Amen. Ma il popolo non lo onorava e non lo rispettava perché si rivolgeva ad altre divinità nel frattempo. Dio è geloso, Amen. è buono, è lento all'ira, di grande benignità, ma fra le caratteristiche del carattere di Dio, la parola di Dio ci rivela che egli è geloso, ci brama fino alla gelosia. Grazie Signore, perché quando si comprende la profondità di questa parola non si può che dire grazie Signore, Alleluia. Amen. Amen. perché sono prezioso per te, tu non mi vuoi lasciare. Amen. Alleluia. Allora il profeta si definisce, il primo verso, come l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Un'affermazione tremenda. Ma credo un po' anche noi, quando attraversiamo certe problematiche nella nostra vita, certe difficoltà, ci sembra di essere questi uomini, questo tipo di donne che vedono l'afflizione sotto ogni sua forma e nella sua potenza, perché abbiamo dimenticato la potenza di Dio. Amen, Signore. E allora davanti a noi c'è solo la potenza della prova. Gloria al Signore. Addirittura dice, come abbiamo letto al versetto 18: io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più fiducia nel Signore, non ho più speranza nel Signore. Un uomo di Dio che arriva a dire queste cose, oso immaginare la sua condizione spirituale, era proprio a terra.
Alleluia. Però sapete, il capitolo va letto tutto. Io ho solo sottolineato alcuni versi, ma a casa leggetelo tutto. Perché il capitolo 3 di questo libro, Lamentazione, è un potente inno di speranza nel mezzo della disperazione. Alleluia. Versetti da 1 a 20, il profeta esprime il culmine di questa angoscia che lui sta vivendo. Ma poi trova la consolazione nella misericordia di Dio. E la stessa cosa succede anche a noi. Possiamo essere a terra, atterrati, ma non completamente distrutti. Amen. Alleluia. Grazie, Signore. Atterrati, afflitti, scoraggiati, ma non completamente distrutti. Gloria al Signore. Poi conclude con una bella preghiera di fiducia. Alleluia. Sapete, il profeta sembra di comprendere che abbia capito che è meglio lamentarsi con Dio che invece lamentarsi di Dio. Santo. Alleluia. Non so se è preso di te. Amen. No? Lamentati pure con Dio. Parlagli. Amen. Come un amico parla con il suo migliore amico. Alleluia. Parlagli. Ma una cosa è parlare con Dio, lamentarsi con Lui, che lamentarsi di Lui. Amen. Non possiamo lamentarci di Lui. Amen. Dio ci ha amati Amen. per primo. Alleluia. 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 L'amore suo potente l'abbiamo vissuto e sperimentato nella nostra vita, vero? Amen. Chi più, chi meno, ma siamo credenti questa mattina, sì. Amen. Abbiamo creduto in Gesù, allora abbiamo in qualche modo percepito l'amore di Dio, no? Non possiamo lamentarci del Signore. Lui ha di che lamentarsi di noi. Non so cosa pensi tu di te, ma io non sono sempre stato fedele con il Signore. Lui è sempre stato fedele con me. Amen. Io no. Eppure, per l'amore suo, sono qui, insieme a voi, che mi accosto alla sua parola. Che privilegio. Ma io non lo merito, gloria a Dio. Lui mi ama. Lui ci ama, gloria a Dio. E non pensare perché sei nelle prove, sei provato, perché stai soffrendo, perché hai una malattia, di essere stato dimenticato da Dio. Dio continua ad amarti. Alleluia. E forse abbiamo bisogno di vivere certe situazioni per ricordarci che Lui ci ama. Ecco perché allora è buono dire grazie Signore, anche per le prove e per le difficoltà. Alleluia. Grazie. Ora, nel versetto 21 abbiamo letto, questo voglio richiamare alla mente, per questo io voglio sperare. Prende posizione, a un certo punto è come se dicesse basta adesso essere così negativo, pessimista, no? E piangere sempre su me stesso, sulla circostanza, sull'avversità. Basta. Ecco cosa voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. E qual è questa cosa che ti fa sperare? È una grazia dell'Eterno, che non siamo stati interamente distrutti. Le sue compassioni non si sono esaurite. Amen. Ma si rinnovano ogni mattina. Grazie Signore, perché ancora in questa mattina le tue compassioni si sono rinnovate. Alleluia. Nelle nostre vite, quelli che siamo qui. Amen. Amen. In ogni vita, in ogni suo figliuolo, sparso nel mondo intero, anche a chilometri di distanza. Alleluia. È una grazia del Signore essere ed esistere, nonostante le prove e le difficoltà più atroci. Dio non permetterà mai, che le prove possano superare quello che noi possiamo sopportare. Ci credi? Amen. Amen. Alleluia. Perché? Perché Lui conosce il limite mio e tuo.
E gloria a Dio quando Egli dice basta, fin qui. Oltre no. Grazie. Ma quel fin qui, quella prova, quella difficoltà deve riportarci ai piedi del Signore. Amen. Amen. Dobbiamo riscoprire il nostro affetto per il Signore, la nostra gratitudine per Dio, per Gesù. Amen. Alleluia. Ecco, lui cambia atteggiamento adesso. L'Eterno è la mia parte, perciò spererò in Lui. Amen. Prima diceva io non ho più fiducia, non ho più speranza nell'Eterno, ma adesso prende posizione e riesce in qualche modo a vedere una luce, nel tunnel, una luce, quella luce mi fa sperare. Alleluia. Io voglio continuare a sperare nel Signore. L'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui. Amen. Con l'anima che lo cerca. Il Signore è buono con chi lo cerca. Amen. Alleluia. Con chi non lo cerca non è buono perché quello non lo cerca, la persona non lo cerca. Quindi Dio non può mostrare la sua bontà. Vorrebbe mostrare la sua bontà, ma non può. È che Dio non viola mai quello che è la decisione dell'uomo. Amen. Uno viola l'uomo ed è il diavolo che prende possesso dell'uomo. Amen? Amen. Esistono le possessioni demoniache, esistono, ancora oggi ci sono. Il diavolo viola quello che è l'uomo per annientarlo, prenderne possesso, ma così non è Dio. Grazie, Signore. Come dicevo prima, il Signore chiede sempre il permesso. Amen. Posso entrare? Sono Gesù. Ecco egli alla porta che bussa. È scritto nell'Apocalisse, io sono alla porta e busso, chiedo il permesso. Se uno aprirà la porta, io entrerò e cenerò con lui e lui con me. Amen. Alleluia. E se non si apre la porta, io so che per il suo amore grande ed infinito e immutabile continuerò a bussare. Fammi entrare nel tuo cuore. Alleluia. Uomo, fammi entrare nel tuo cuore. Donna, bambino, adolescente, giovane, fammi entrare nel tuo cuore. Dammi il permesso. Gloria al Signore, alleluia. L'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui, con l'anima che lo cerca. E poi una bella affermazione che ancora fa il profeta è questa, versetto 26. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Perché a volte nel parlare, vedete prima quante cose stupide diceva, non ho più speranza nel Signore, sono l'uomo che ha visto l'afflizione in tutto il suo furore, in tutta la... Se stava zitto e aspettava in preghiera, era meglio. E poi riesce a comprenderlo. Dio ci aiuta a stare in silenzio. Quando è buono stare in silenzio. E se dobbiamo parlare, vogliamo dare parole di lode al Signore. Amen. Alleluia. Amen. Parole buone che esprimono fiducia al nostro Dio che è sempre fedele con noi. Amen. Amen. Alleluia. Il Signore non respinge per sempre. Certo, in quel momento stava respingendo la nazione che aveva eletto, il popolo che si era formato. Lo stava respingendo in quel momento. Avevano distrutto, aveva permesso la distruzione del Tempio di Salomone, pensate. Babilonia aveva con il suo esercito, re Nabucodonosor, veramente esistito, la storia lo dice anche, lo conferma. La parola di Dio conferma anche la storia conferma la parola di Dio nei libri storici, è vero, sono esistite. Quella che oggi è l'odierna Iran insieme, una volta era Babilonia. Babilonesi entrarono a Gerusalemme, conquistarono Gerusalemme, distrussero il Tempio di Salomone.
deportarono parte del popolo in Babilonia e gli altri furono uccisi. Ma da quel residuo il Signore fece un popolo fervente, perché in quella deportazione, in quel periodo di schiavitù, il popolo ritornò a Dio. Alleluia, perché Dio lo aveva detto: io scriverò la mia parola nei vostri cuori, non più in tavole di legno, ma la mia parola nel vostro cuore, nei cuori di carne. Amen. Amen. Alleluia, il popolo poi ritorna di nuovo per mezzo di Neemia e di Esdra di nuovo a Gerusalemme. Neemia ed Esdra vengono usati dal Signore per ricostruire di nuovo il Tempio, ricostruire Gerusalemme, perché il Signore non permette la nostra completa distruzione. Alleluia. Perché è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, ma le sue compassioni si rinnovano ogni mattina. Amen. Rinnova il Signore il suo amore per il suo popolo. Alleluia. Chi può giudicare Dio? No, ha sbagliato Dio, non doveva permettere. Che ne sai tu quello che ha visto Dio? La condizione spirituale del suo popolo, che ne sappiamo noi? Alleluia. Al tempo di Noè la corruzione era arrivata, aveva superato i limiti che Dio poteva sopportare. Cosa decide Dio? C'era un uomo che lo serviva, Noè minimo. Prendi questo materiale, queste sono le misure, fai questa nave enorme, quest'arca. Chiunque vuole entrare in quest'arca sarà salvato dal diluvio che io manderò. Ma tu costruisci quest'arca. E Noè si mise a costruire questa nave enorme. Perché Noè costruisce questa nave? Perché Dio manderà un diluvio, distruggerà la terra. Io costruirò questa nave. Se volete salvarvi, entrerete in questa nave che io costruirò. Tu sei pazzo, Noè. Un diluvio, che dici? Non può essere. E sempre non può essere. Ma Dio manda all'effetto sempre la sua parola. Amen. Come oggi, predichiamo Gesù. Sarete salvati nel nome di Gesù. Accettate Gesù. Amen. Che dici? Gesù ritornerà. Che dici? Ma la parola di Dio si adempie. Amen. Amen. La nostra arca di salvezza è Gesù. Amen. Nel nome di Gesù c'è salvezza. In Gesù, solo in Gesù c'è salvezza. L'unico mezzo che Dio ha provveduto di salvezza è Gesù. Amen. Non c'è nessun altro nome che ci è stato dato nel cielo, sulla terra. Solo il nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. Vedete, il Signore non respinge per sempre, si affligge, ha pure compassione, secondo la sua grande bontà, perché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli degli uomini. Piuttosto, versetto 40, esaminiamo la nostra condotta. Perché dobbiamo esaminare la condotta di Dio? Dio è Dio, fa quello che gli piace fare. Ma noi esaminiamo la nostra condotta. Noi non siamo Dio. Amen. Amen. Noi siamo stati creati da Dio, il quale ci ha fatti anche figli suoi, nel nome e per mezzo di Gesù. Amen. Esaminiamo le nostre vie, scrutiamole in coerenza, in sincerità. Va. Come siamo davanti a Dio? Io credo che ognuno possa dire mancante, mancante, mancante. Siamo tutti mancanti. E allora Dio è misericordioso. Alleluia, Gesù. Ci dobbiamo rendere conto di questo, che noi non meritiamo nulla. Alleluia. Se c'è una prova che devi vivere, stringiti al Signore. Amen. 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 Permetti al Signore di agire anche nella prova, anche nella difficoltà.
Fidati di Dio. Esaminiamoci insieme. Alleluia. Io ho invocato il tuo nome eterno dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non nascondere il tuo orecchio al mio spirito, al mio grido. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato e hai detto, non temere. Alleluia. Quanti lo possiamo testimoniare? Proprio questo verso che abbiamo letto. Nel giorno che ho invocato Dio, Lui si è avvicinato a me. Alleluia, Gesù. Nel giorno della prova, nel giorno della fossa, nel giorno della malattia, nel giorno che ho ricevuto una brutta notizia, io ho invocato il Signore. Alleluia, Gesù. Ed Egli si è avvicinato a me e mi ha detto, Alleluia, Gesù. oh Marco, Alleluia. non temere. Amen. Guarda che tutto è nelle mie mani. Alleluia. Tu non avere paura, vai avanti. Alleluia. Io sono il tuo Dio. Alleluia. Alleluia. Che dire? In conclusione, cosa dire? Aiutaci, Signore. Amen. E in conclusione voglio proprio dire questo. Pipita di me, Signore. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare, Signore.